Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste sono le notizie più importanti del pomeriggio. Atteso per domani al porto di Pozzallo l'arrivo della nave dell'ONG Louis Michael che trasporta a bordo 45 migranti. L'operazione di sbarco dei profughi è prevista per le ore 10 alla banchina di Riva. Nel frattempo è stata avviata una pianificazione organizzativa sotto il coordinamento della prefettura per gestire il soccorso e l'accoglienza degli stranieri. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi a Palermo contro la saracinesca di un CAF di via Filippo Paladini, nel rione Cep. Davanti alla sede del patronato sono stati trovati antibossoli che testimoniano il gesto probabilmente intimidatorio. Revocato il divieto di balneazione a Sferracavallo, il sindaco di Palermo ha firmato l'ordinanza. La decisione è stata presa dopo il prelievo di alcuni campioni di acqua effettuati lo scorso 22 settembre. Nel Messinese i carabinieri hanno arrestato un 23enne titolare di un bar che dietro al bancone nascondeva 9 panetti di hashish. Il giovane dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio. E in chiusura il meteo: nelle giornate di domani si alterneranno in Sicilia nuvole e piogge sparse, attesi nel pomeriggio temporali in diverse province, diramato un'allerta arancione per rischio incendi in tutta l'isola. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.